Da cittadino, ma anche da ex presidente della provincia di Belluno, c'è chi oggi esprime preoccupazione per la paventata ipotesi di acquisto di Dolomiti Ambiente da parte di Bellunum. Il rischio potrebbe essere quello di aggravio dei costi per i cittadini. Leggo sui giornali che i comuni vogliono comprare la società che si chiama Dolomiti Ambiente. Io sono un po' preoccupato perché da presidente della provincia e quindi proprietario una quindicina d'anni fa di quella società so quali sono i punti deboli, so quali erano i punti di forza che non sono stati purtroppo sviluppati e ho una certa preoccupazione. Però mi sono messo a disposizione, siccome di piani industriali me ne sono occupato professionalmente per anni, anche di dare un supporto ai sindaci qualora volessero comprarla, di visionare insieme i piani industriali. La possibile acquisizione dovrebbe essere oggetto di un approfondimento di esperti. Sapere che Dolomiti Ambiente ha chiuso il bilancio in attivo di 150.000 euro applicando una tariffa di trattamento di 80 euro a tonnellata, visti i prezzi di mercato per il trattamento dell'umido, non è ritenuto da chi si preoccupa per nulla rassicurante. Il rischio che vedo è di un incremento dei costi per i cittadini, visto e considerato che la Dolomiti Ambiente ha dei costi fissi molto rilevanti rispetto a quello che si trova in giro per il territorio del Veneto. E parlando di piani industriali, quali sono i possibili vantaggi? Ma bisogna chiederlo ai sindaci, loro Lei hanno. non li vede un vantaggio? No, non li ho ancora visto il piano industriale, io mi sono messo a disposizione per vederlo insieme ai sindaci, quando lo vedrò potrò dire quali sono i vantaggi, se ci sono.